Ragazzi, siamo appena partiti per questa passeggiata, abbiamo trovato un amico. Giampaolo, ciao Giampaolo. Che ci segue, ti ringraziamo. Vi ringraziamo. È nostro, è sempre un piacere seguirvi. Grazie. E qua cos'hai, Giampaolo? La strada dei 100 giorni. Passo San Boldo, la strada dei 100 giorni è una cosa che è stata fatta qualche anno fa e ve la omaggio. Te ne sei occupato te, vero? Sì, l'autore sono io. Foto trovate per puro caso, uniche. Questa è la prima auto che è transitata sul passo San Boldo. Che meraviglia! Giampaolo, questa che meraviglia, grazie. Perché ragazzi qui siamo a un passo da passo San Boldo, giusto? Sì. Poi ne parliamo. Sì, poi ne parliamo, bellissimo. Grazie mille, guarda, questo è un regalo proprio bellissimo. Grazie Giampaolo. Grazie. Ciao. Allora, buona passeggiata. Grazie, buona continuazione. Ciao ragazzi. Ciao. Hai visto che meraviglia, Che Susa? spettacolo. Beh, inizia bene la giornata. Proprio in macchina della strada dei 100 giorni. Sì. Ciao ragazzi, siamo partiti per una bellissima passeggiata. Oggi ci troviamo nella frazione di Sant'Antonio Tortalla, nel comune di Borgo Valbelluna, in provincia di Belluno, e andiamo a scoprire insieme il canyon I Brent dell'Art. Il percorso parte dal cimitero di Sant'Antonio Tortalla, appena dopo Trichiana. Vi trovate un parcheggio e poi inizia su una strada asfaltata e c'è questo anello da percorrere di circa 4 km. Impiegheremo più o meno 2 ore. È arrivata la prima neve, Susa, hai visto? Che bella! Questa è la prima passeggiata con la prima neve. Si senti come scricchiola? No, più che altro scivola qua, altro che scricchiola. Qua scricchiola Tanto e là è già scivola. contento matto. E giusto in tempo Chemimoto ci ha mandato i nuovi gilet. Ragazzi, io indosso questo bel piumino. Vi ricordo che Chemimoto fa dei gilet riscaldabili. Hanno all'interno un power bank che viene fornito in dotazione, si collega con una presa USB che sta in una taschettina apposita, quindi non ingombra le tasche normali del gilet, e poi ha un microfilamento elettrico che appena si sente, comunque il gilet resta sempre morbidissimo, addirittura si può lavare anche in lavatrice. Questa, amici, è davvero una super idea regalo per qualcuno di speciale. Torna sempre comodo e di sicuro stupirete chi lo riceve. Approfittate del link in descrizione, per voi un 10% di sconto con il codice AndriESusa10. Non vediamo l'ora di sapere quanto vi piace questo articolo, quindi teneteci aggiornati. Scalda la schiena, oh che bello, tutta la schienetta calda e anche il collo. Pensate che arrivano da 35 gradi fino a 55 gradi, sono dei capi eccezionali per chi sta molte ore all'aperto, per chi fa attività fotografica, per chi fa pesca, per chi comunque vive la montagna o i posti freddi anche stando fermi, ma specialmente per chi va in moto, infatti si chiama Chemimoto, quindi fatto per tutti i riders, da chi va con la motoslitta, chi usa il quad, chi va in moto. Addirittura c'è un'app da dove si può gestire la temperatura e anche collegare fino a 5 gilet, quindi se avete una compagna che vi portate dietro in moto e avete il telefono comodo sul cruscotto, potete decidere se attivarlo o disattivarlo, regolare la temperatura in base alla strada e al posto dove siete. Allora, grazie a Chemimoto per averci inviato questi nuovi capi molto comodi, li useremo tantissimo. Vi metto il link in descrizione, li trovate sotto, andate a curiosare e fateci sapere poi se li acquisterete e come vi trovate. Che pace che c'è qua su. Ricordo che siamo a 550 metri di altitudine e faremo un massimo dislivello penso di 100 metri, cioè poca roba. È piatta. Beh, facciamo un piccolo giretto di un paio d'ore circa, però molto suggestivo. Sono quelle passeggiate piccole perfette che in un attimo ti riconnettono con la natura. Basta poco, esci una mezza giornata e ti basta. Stai in natura 2 ore e già sei rinato. Fortunato chi sta nei posti così. Sì, per averli vicino, chi ce li ha vicino sotto casa. È una gran fortuna, sempre di più. Susa, raccontami qualcosa su sto Brent dell'Art. I Brent dell'Art sono una conformazione naturale molto simile a un canyon che si è formata durante migliaia di anni di erosione da parte dell'acqua, che ha riportato alla luce strati di roccia che appartengono a milioni di anni fa. Adesso qua ci attende una scalinata e arriviamo subito al canyon. Ah, è bella, lunga. Sì. Questo pezzo, ragazzi, è molto scivoloso. Bisogna farlo con attenzione e mi raccomando, scarpe adatte. Sento urlare. Sì. C'è gente giù. Mi sa di sì. Senti. Sì, sento. Ma che fanno? Un party? E che ne so, c'è una fiesta? Sì, fanno festa grande. Fanno il bagno, dai. È un po' freschino.
Oh, che bello! Beh, col fascino della neve ha il suo perché, Andri. Che spettacolo, Andri! Ma poi con la neve! Il termine Brent, ovvero Brenta, deriva dal dialetto della Valdobbiadene e indica un torrente che scorre in una valle stretta e profonda. Da qui il termine Brentana, che è la piena, quando un corso d'acqua, dopo giorni di pioggia insistente e continua, si ingrossa e prende velocità. Arte invece sta per Ardo, che è il torrente che scorre qua sotto, che è un affluente del Piave, e deriva dal latino Artus, che significa gola rocciosa. Arriva il sole e noi stiamo aspettando il sole. A illuminare la gola, sì. Esatto, perché vedete ci sono quegli strati di roccia rossa, no? E che vorremmo fossero illuminati dal sole, perché risalterebbe tantissimo. Si tratta della scaglia rossa cretacea che risale al Cretaceo superiore, quel periodo in cui si è formata questa roccia, e risale a circa 90 milioni, 60 milioni di anni fa. Sarebbe bello vederla tutta colorata intensa. Che posticini! Siamo ancora in autunno, ma questa possiamo dire che è la prima vera passeggiata invernale. Con queste temperature direi di sì. In questa occasione inauguriamo due nuovi gadget. Una è la favolosa Insta360 X4, appena arrivata qualche giorno fa, acquistata con il Black Friday. Ho fatto un affare anche perché mi hanno regalato l'asta allungabile con il treppiede, e questo è il primo giro dove la utilizziamo. Poi, se sentite l'audio leggermente migliorato, è grazie a questi bottoncini qua, gli Holiland M2. Ne ho uno io, uno la Susa, il ricevitore sulla camera che si adatta anche al telefono e quindi ci permette di prendere la voce più cristallina e vicina, anche se effettivamente la camera è lontana. Quindi anche io e la Susa possiamo allontanarci, dire tutte le cacchiate che vogliamo e non se ne perde una. No, Forse no. era meglio prima allora. Forse sì. Ecco, vi portiamo queste due novità per fare sempre qualcosa di più curato. Ce la mettiamo tutta, vero Susa? Sempre, Andy. Sempre, sempre. 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 Beh, segnalato bene comunque, no? Sì, è molto segnalato bene. Grazie Giampaolo per averci dato questo bellissimo libro sul Passo San Boldo. Dietro. Ne approfitto, colgo l'occasione per ricordarvi che se venite da queste parti dovete sicuramente fare un transito per il Passo San Boldo, perché è una struttura incredibile. Si tratta di una strada che fa da valico tra queste due valli. È stata costruita durante la prima guerra mondiale dall'impero austro-ungarico in soli 100 giorni, infatti viene anche detta la strada dei 100 giorni. La sua particolarità è che ha una singola carreggiata, ma è stata costruita in maniera veramente avanzata per l'epoca dal punto di vista ingegneristico, perché è su un ripido. Le gallerie fanno da trappunta all'interno della montagna, entrano, fanno il tornantino e escono, e poi ci sono questi terrazzamenti aperti che sono la carreggiata che via via ci porta in alto. È veramente messa in verticale, una carreggiata sopra l'altra. È molto bella e suggestiva. Noi l'abbiamo già ripresa in varie occasioni e varie cose anche paesaggistiche. Dopo probabilmente ci passiamo comunque, per cui vi faremo vedere qualche immagine. Guarda che bella quest'acqua con la neve appena spolverata. Ragazzi, sembra un quadro di Monet. È vero. Spettacolare, infatti. Monet ha fatto una serie di quadri, si chiamavano il disgelo, anzi un po' tutti gli impressionisti l'hanno fatti, questi argomenti qua, però insomma, sai, Monet. Prima eravamo dentro a Frozen, una casetta dei sogni anche questa, una posizione spettacolare, al sole, in mezzo al bosco. Mamma che bellezza, Andri! Ci voleva, Andri, un po' di sole che scalda. Sembra un piccolo castello. Puoi andare giù? No, se ci puoi andare proprio attorno, però se caschi giù, ciao.
Però c'era una bella visuale se volevi fare un'immagine. Se no prendo la GoPro. Ho l'impressione che la Susa si voglia liberare di me. No, dai, stai fermo lì. Te mi manderesti qua dove è strettissimo, scivoloso. No, ti ho detto E c'è solo il di dirupo. affacciarti. Dillo che ti vuoi liberare di me, Susa. Non è vero. Le studi tutte, eh? Guarda come ride, guarda Ho che ci detto- prova. Ho detto solo di affacciarsi. Sadica. La casa Susa, o il gabbiotto dell'Enel? vendesi quello, lui vende. Ci puoi fare un bagnetto, una latrina. Wow. Ah, vendono il mulino quindi? È interessante. Allora dopo il gabbiotto dell'Enel andiamo a destra sulla strada asfaltata. Ragazzi, sarà un inverno ricco di bei video, per cui se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ma soprattutto attivate anche la campanellina, altrimenti non vi arrivano le notifiche. E poi se volete fate qualche bel commento sotto tutti i video. Andatevi a ripescare anche quelli un po' più vecchi che comunque sono senza tempo. Vanno sempre bene. E grazie a tutti quelli che continuano a seguirci già da tempo. Intanto io parlo sempre in salita e ho già il fiatone. Ormai ti viene così. Alla fine veniamo su per questa strada, alla casa giriamo a sinistra e poi ci sono le scale I gradini qua. che ci Andiamo. portano ancora su. Che corona di montagne che lo circonda. Sì, è il suo bello proprio. Wow. Ritroviamo il cartello che ci indica di entrare qua dentro e probabilmente torniamo verso il cimitero. Esattamente. Susa, dove andiamo a mangiare? Proviamo questo baccaro. Bacaro. Sì, Il nome mi il nome ispira. ispira, infatti. Mi piacciono un casino queste fattorie, Sì. col trattore parcheggiato, con tutte... Ok amici, come vedete il sole ha compiuto il suo giro e anche noi a quanto pare. Sì. Grazie di aver visto il video fin qui, mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciateci un bel commento e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima ragazzi, al prossimo video. Ciao! Ecco ragazzi, da qui facciamo il passo San Boldo dall'alto verso il basso. È a senso alternato perché è una carreggiata stretta, per cui adesso abbiamo il rosso. È iconica questa strada, è particolarissima. Ci abbiamo fatto tanti lavoretti intorno a sta strada. ho tanti ricordi. L'abbiamo ripresa un po' in lungo e in largo e sono convinto che nel libro di Giampaolo troveremo tante belle curiosità, tante cose da scoprire. Sì, infatti sono proprio contenta che ci abbia regalato sì. quel libro. Questa è la parte bella proprio. Sono troppo suggestive, è una cosa unica questa. Strette, Sì. giuste per un carro. Allora Andri? Susa, inizio a sentire un buco allo stomaco. Ma sai che mi mancava? Ho detto, è passato tanto tempo, Andri ancora non mi ha detto niente. No, fa. E adesso fa le pappe tango. Anche tango. Sei stato bravissimo, sei stato. Pillino strocalino. Guardate quanti piatti. Non so cosa prendere. Io mi sa che mi faccio questo, panino pulled pork. Mamma che meraviglia, guarda qua. Bello, da un po' distrutto. Vegetariano con salsa guacamole. Perché è bello grande, adesso tiro via tutti i pezzi. Come scricchiola il pane carbone. Spettacolo. Il panino vegetariano è buonissimo. Questo ci stava. Grazie Susa. Grazie Andrea. È andata.